Qua, come vedete, ho messo una quarantina di ulivi. Li ho piantati ancora nel 2001, ormai sono ben cresciuti, vedete, sono già tutti in fiore. Ecco, l'ulivo è una pianta che non è nuova di Castelnuovo. Una volta esisteva l'ulivo Castelnuovo, ma probabilmente lo usavano per vendere vendere i rami con le foglie e il giorno della domenica dell'ulivo, no? Non usavano tanto le olive per fare olio, forse qualcheduno faceva l'olio per l'illuminazione più che altro, perché il condimento era il maiale, no? Il lardo, il grasso del maiale. L'olio non lo conoscevano, non avevano grande conoscenza, difatti non c'è testimonianza che ci siano dei frantoi in giro. Ma comunque l'olivo esisteva perché ci sono dei toponimi di territori chiamati tutti piuttosto in un posto soleggiato, chiamati ulivar, che deriva da ulivo naturalmente. Poi c'è stato il grande gelo del 1929 che li ha seccati un po' tutti, no? Però a Castelnuovo qualcuno è rimasto, qualche testimone è rimasto, ormai inglobati dentro nei boschi, ma ce ne sono ancora qualcheduno che noi vorremmo riutilizzare se possibile e ricreare un po' l'ulivo di Castelnuovo. Vediamo, è un progetto che lo stiamo studiando. Comunque l'ulivo, come la vite, è un albero che appassiona, ti fa crescere dentro una passione che ti fa superare tutte le delusioni, magari qualcuno muore, ma così, ma messi in un posto soleggiato dove c'è un clima piuttosto mite, resiste anche a gelate abbastanza importanti. Questi qua sono ulivi che vengono dalla Toscana, un mio amico di Pordenone me li ha portati su dalla Toscana e li ho messi, no? Ma comunque ho cominciato a mettere anche l'olivo nostro qui, diciamo più che altro del Carso, che è la bianchera, che è una specie molto produttiva e che fa un buon olio, ma qui abbiamo diverse qualità di ulivi, c'è il frantoio, c'è il muraiolo, il lecino naturalmente e poi, come detto, la bianchera e il pendolino. E messe insieme tutte queste olive qua fanno un olio eccezionale. Difatti io non faccio tanti litri d'olio, ma per il mio fabbisogno è già sufficiente, però è un olio eccezionale, anche visto che dove lo porto nel frantoio non lo filtrano, il filtro è per filtrarlo, difatti l'olio è puro al 100%. Coltivate ecologicamente, naturalmente, il massimo 2 volte un po' di verderame e basta. Per le mosche dell'ulivo, per quelle malattie lì, mettiamo le trappole e naturalmente evitiamo di dare su dei prodotti nocivi. Come dicevo, l'olivo ti fa crescere dentro una passione che è importante perché è una pianta bellissima, eccezionale e dà delle soddisfazioni. L'importante è che vengano le stagioni, purtroppo come si vede oggi non è una bella giornata e abbiamo tutti gli olivi in fiore, bisognerebbe che ci fosse il sole, no? Per avere un buon raccolto, ma comunque anche quello che viene è già sufficiente per avere una soddisfazione. Io personalmente essere riuscito sui terreni dei miei avi, perché qui si tramanda questi terreni da centinaia d'anni, sempre di nostra proprietà, a essere riuscito a fare l'olio su questi terreni qua è una cosa che mi commuove, mi emoziona.